anche perché mi sono documentato e sono andato a vedere i bilanci della Fondazione Internazionale. La bella notizia è quella che la Fondazione Internazionale ci ha messo da parte, c'ha investimenti per oltre 250 milioni di dollari e quindi le dobbiamo chiedere questi dollari, questi contributi, perché è un peccato non utilizzarli. E allora, a parte ogni cosa, giustamente, come diceva Gianfranco Menta, che per l'avvenire dobbiamo porre attenzione alla raccolta fondi secondo le modalità e i regolamenti previsti, ma io in questi giorni sono state le persone che mi hanno messo le mani in tasca a depositare i soldi, non sono stato io a chiedere nulla. Quindi il ladro dice sempre che gli strumenti erano in macchina, molte persone mi hanno messo i soldi in tasca e che ci posso fare io? Cercherò di essere un pochino... Hanno capito, anzi molti dicono si metta più tasche nella giacca. Ringrazio il governatore Mariella Sciammetta per aver previsto di dedicare una sessione tematica di questa giornata alla LCAF, intesa come impegno dei Club Lions a servire attraverso progetti di service umanitari la comunità a livello locale e globale. Mediante i contributi, la Fondazione Internazionale permette ai Lions di realizzare grandi progetti di service per tutte le nostre cause umanitarie. Pensate, oltre 1 miliardo e 100 milioni di dollari in tutti questi anni, con oltre 15.000 progetti già approvati. L'obiettivo della Fondazione è quello di essere al fianco dei club per aumentare la visibilità dell'azione dei Lions nel sostegno alla comunità locale e sul territorio. Assistere e aiutare i club a presentare progetti sostenibili verso la Fondazione è compito degli officer preposti a tale impegno, cioè noi. A volte i club non avanzano richieste di contributo alla Fondazione Internazionale perché ritengono che la procedura sia troppo impegnativa e che possa anche limitare la possibilità del club nel programmare e portare a termine il service. Vorrei rassicurare in tal senso che la valutazione che detta la Fondazione Internazionale è molto utile ai club per stabilire bene e meglio l'ambito e le finalità del progetto ed inoltre per rendersi conto che i service più efficaci sono quelli che risultano programmati e realizzati direttamente dai Club Lions. Per molti contributi è richiesto che i club raccolgano una quota parte dell'ammontare necessario per attuare un service. Questo perché si intende responsabilizzare i club sull'effettiva realizzazione del service, evitando gli sprechi e il ritardo. Voglio subito dire qui che quando si chiede un contributo alla Fondazione Internazionale, la Fondazione Internazionale, esaminando questa richiesta, questo progetto, vuole essere certa che quel progetto andrà a buon fine, non all'italiana che lasciamo le opere incompiute. Quindi vogliono essere assicurati che ci siano i fondi da parte del club o del distretto, a seconda, messi da parte per concludere quel progetto. E poi vogliono avere anche una garanzia che quell'opera realizzata, quella struttura, a seconda di che sta, negli anni a venire possa andare sempre a regime e quindi dare quei risultati che ci si aspettava da parte della comunità. Possiamo dare contezza di quanto affermato nel verificare che i contributi elargiti dalla Fondazione si sono concretizzati pienamente ed efficacemente in linea con i progetti. Nel nostro distretto, qui c'è il nostro Maurizio Gibellaro che è stato artefice di diversi progetti, abbiamo avuto modo di constatare che alcuni club hanno iniziato a prendere confidenza con le opportunità offerte dalla Fondazione e pianificare servizi importanti e condivisi. Ricordo Lingua Glossa, ieri è stato citato, ricordo anche il laboratorio di arte musiva a Barcellona, altri piccoli interventi fatti, cucine attrezzate e quant'altro. E qui ricordo anche tra questi la richiesta ultima di contributo integrativo presentata a giugno del 2019 dai Lions Club Palermo Leone e Palermo Federico II,
per il progetto Associazione a Braccia Aperte, centro dedicato ad accogliere giovani migranti neomaggiorenni per una sistemazione provvisoria per garantire un graduale processo di autonomia. È un progetto in itinere, sta per essere completato e pensate, questo progetto per oltre $17.000 è stato finanziato interamente al 100% dalla Fondazione Internazionale. Ricordo ancora i 3 progetti che hanno interessato di recente rispettivamente il Lions Club di Zafferana, Licata, Aragona, Comitine e Grotte, con utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Fondazione e relativa a quanto maturato di credito nei confronti della Fondazione sull'impatto del distretto e dei club sul territorio. Con riferimento a questa tipologia di contributi, cioè al 15% che viene riconosciuto al distretto e ai club che donano più di $5.000 o $10.000, il club di Catania Mediterraneo pochi giorni fa ha ricevuto comunicazione dell'approvazione di un contributo per un proprio progetto, il turismo accessibile per i non vedenti, che sarà realizzato nella città di Catania. Un progetto presentato un mese fa e nell'arco di un mese è stato direttamente approvato dalla Fondazione. La domanda di fine settembre di contributo per il progetto pilota per alleviare la fame riguardante l'acquisto di un'unità mobile cucina attrezzata presentato dal distretto con l'adesione già di oltre 43 club ed è ancora in fase di raccolta di adesione del progetto su iniziativa del Lions Club Palermo dei Vespri per la realizzazione di un dormitorio e refettorio per studentesse del liceo di Kutu in Congo. Quindi ci stiamo muovendo in questi ultimi anni in maniera significativa. I progetti sono stati predisposti previa consultazione tramite l'accesso al sito della Fondazione Internazionale, delle indicazioni fornite dalla Fondazione e seguendo l'iter previsto per le varie tipologie di sussidi. Non è una scoperta, basta andare sul sito a Google contributi LCAF e siamo in grado subito di trovare tutte le indicazioni per istruire una pratica, un progetto, c'è già il modello, ci sono le indicazioni e quant'altro, ora riferirò, quindi è di una banalità, c'è solo da avere la curiosità di andare sul sito. Colgo l'occasione per richiamare brevemente gli elementi fondamentali di un progetto e l'iter operativo per richiedere un contributo. La richiesta deve affrontare un importante bisogno umanitario, non un singolo caso, e fornirà benefici a lungo termine, descrizione e giustificazione del progetto. Il progetto deve andare oltre la capacità di finanziamento dei Lions e quindi necessitare dell'assistenza di Fondazione Internazionale. Il 50% o 25% della somma occorrente per il progetto deve essere costituita localmente, cioè dai club, ed almeno 2 club devono impegnarsi finanziariamente in modo significativo. Il progetto serve a una popolazione ampia e particolarmente bisognosa. Il progetto deve essere indicato come un'attività Lions e deve evidenziare la presenza dei Lions nella comunità o nell'area. Il progetto deve essere autosufficiente, come dicevo all'inizio, con preventivo delle spese e delle fonti di entrata, questo è molto importante, e poi ci deve essere una cronologia del progetto, i tempi di attuazione. Le pratiche sono esaminate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Internazionale 3 volte l'anno, a maggio, agosto e gennaio. Occorre inoltre presentare ogni programma che prevede il sussidio, contattare ovviamente gli officer della Fondazione per avere indicazioni, compilare la richiesta e rispondere a tutte le domande. Le richieste vanno presentate entro il 1 di febbraio, il 1 di maggio e il 1 di ottobre, quindi 90 giorni prima rispetto all'esame del Consiglio. Per le richieste invece di contributi sull'impatto al territorio da parte dei club o del distretto, in qualsiasi momento possono essere presentate queste richieste con la firma e la delibera o del club o del governatore distrettuale, a seconda della competenza. La Fondazione Internazionale assegna un numero di riferimento che comunica al proponente e provvede tramite personale dello staff a esaminare la richiesta per verificare se ci sono tutti i requisiti. La pratica sarà presentata al Consiglio e verrà ovviamente o approvata o ridotta per qualche spesa o rinviata eventualmente in attesa di ulteriori informazioni. Dopo l'approvazione lo staff informerà ovviamente
il governatore, il presidente del club, e invierà una sottoscrizione, un documento per sottoscrivere l'impegno a come regolare questo progetto già approvato e provvederà ad inviare l'importo del contributo in dollari. C'è da dire, ecco, in generale, che arriverà dopo 15 giorni dall'approvazione questo importo, poi il club o il distretto avranno 2 anni di tempo per realizzare quest'opera e dovranno rendicontare con documentazione attenente e pertinente tutte le spese effettuate e dare contezza alla Fondazione Internazionale con foto, citando, ecco, gli articoli di giornale dell'evidenza di quello che è stato realizzato. Quindi sono dei passaggi descritti nel sito della Fondazione Internazionale. A chiusura, quindi, il club o il distretto provvederà a predisporre un riassunto del progetto, copia di fatture ricevute, copia di ritagli di giornali e articoli del progetto, foto del progetto, con la firma del governatore o del club se sono sul club. L'occasione di studiare e predisporre una richiesta di contributi, secondo me, è sicuramente impegnativa, ma è anche una grande opportunità di crescita e arricchimento per noi Lions e per la nostra Fondazione Internazionale, che continua costantemente ad operarsi nell'obiettivo di servire 200 milioni di persone l'anno. Il supporto alla campagna 100 consente alla Fondazione Internazionale di ampliare sempre di più l'erogazione dei sussidi. Pensate che rispetto al passato, prima dell'avvio della campagna 100, quando erano previste solamente 2 richieste di contributi standard per volta, oltre a quelle per le calamità, ricordo per le calamità fino a $10.000, e Lions Quest, adesso le richieste che si possono avanzare in contemporanea sono molto di più ed in particolare 2 richieste di contributi integrativi, ex standard, di importo da $10.000 a $100.000 con un contributo da parte della Fondazione al 50%. 2 richieste di contributo per la lotta al diabete da $10.000 a $150.000 con un supporto fino al 75%. Una richiesta di contributo pilota per la lotta al cancro infantile da $10.000 a $150.000 fino al 50%. Una richiesta di contributo pilota per alleviare la fame da $10.000 a $100.000 con un supporto al 75%, è quella che è in itinere. E infine una richiesta di contributo per i service dei Leo fino a $2.500. Ed ancora richieste di contributo per l'impatto dei distretti e club sulla comunità, quelle di cui vi ho già riferito, in relazione a quanto ciascun club e distretto può utilizzare dei fondi che esse hanno donato alla Fondazione. Richieste di contributi designate tipo quella a braccia aperte, riguardanti progetti specifici per l'assistenza ai rifugiati e in Europa. Concludo invitandovi a cogliere questa opportunità, questa occasione per poter supportare ovviamente le nostre attività, i nostri service. Vorrei quindi esortare tutti i club, i soci Lions ad essere più incisivi nel soddisfare i bisogni della comunità in cui vivono, a considerare e usufruire del valido supporto che la Fondazione può dare nella progettazione e realizzazione di quelle attività di servizio che ci rendono orgogliosi di essere Lions ed acquisire visibilità e credibilità. Grazie per l'attenzione. Ovviamente se qualcuno ha poi da chiedere qualcosa io sono a disposizione per le vie telefoniche.